arrivas. Ajá. Uzzo, Italia, uzzo, attento, Michele, attento. Uzzo. No, casca la linea. Che ha cambiato il telefono, che di solito aveva il telefono a Remengo, ha detto che adesso l'ho cambiato. Infatti chiamare Michele era quasi impossibile, più impossibile che chiamare Singano. Adesso però suona. Adesso risponde. Dai che devo fare un esperimento sociale non indifferente. Vabbè, mica siamo amorosa. Ok, sarà mia di impitonare a sta ora. Che ora è? 13.33, non sei in pitone 13.33, verso i 15? Ma noi 13.33, non sei orario insomma. Niente. Benvenuto nel servizio di... Va bene, dai, peccato, è che se dopo mi richiama io mi dimentico la stronzata che avevo in testa, va bene. Qui Italia pian piano si continua, vedi, piano piano, adesso un po' alla volta perché devo riempire anche i buchetti, allora vedi ho messo degli adesivi, un po' anche lì negli angoli, dopo più avanti prenderò altri adesivi in modo che non restano i buchetti, è tutto bello da vedere, no? Effetto tappezzeria fatta con foto ed adesivi, no? Verrà una figata, però appunto col tempo, con calma, un pezzettino alla volta. Italia, in questo periodo tutti fanno tutorial, no? In generale, cioè come farsi sculacciare, addirittura l'ho condiviso su Facebook, no? Che c'è una tipa che spiegava come farsi sculacciare, no? Addirittura. E allora ho detto, cazzo, anch'io voglio fare un tutorial, però un qualcosa di realmente utile. Quindi, oggi farò un tutorial su come farsi fare la pizza. Attenzione. Dimmi. Ciao bellezza. Ciao. Io ho pensato che secondo me questa sera bisognerebbe fare la pizza, così per festeggiare. Cosa festeggiamo? È per festeggiare il fatto che è una ragazza stupenda. Ok, fai la pizza allora questa sera, perfetto. No, come cazzo? Mi è andato a monte l'esperimento. Non funziona. Va bene, fai pure la pizza tesoro. Ho Ti metto a capito. disposizione il mio forno. Ah, vabbè, farò la pizza, ok. Per una ragazza stupenda, ecco, una dichiarazione d'amore. Giustamente. E anche il gesto d'amore. Giustamente. O no? Giustamente, Caspita, che carino, ci stavo proprio pensando. Perché anche io ho una cosa fatta che capita a fagiolo quando meno te lo aspetti. Ah, buono. Ok. Niente, non funziona, quindi vabbè, è un tutorial comunque come farsi da soli la pizza, cioè non spiega poi l'impasto e tutto quanto, però spiega il fatto che te la fai da solo, quindi io credo che tutorial che ti spiegano come fare la pizza, come impastarla eccetera ce ne sono anche troppi, non ce n'è neanche uno che ti spiega come farsela da soli, cioè proprio il gesto di farsela da soli insomma. Che carina. Comunque Italia Nova che ho vinto sta facendo la pizza, No, ma è bellissimo investire così giornate intere per mettersi foto dappertutto. L'armadio è ancora abbastanza work in progress. Adesso, qui sì, diciamo che ho finito. Bellissimo. Allora, tutti i punti vuoti che vedi devono essere tappati, giustamente, no? E guarda, ho smontato anche questo perché adesso metterò del nastro isolante tutto intorno per fare una specie di effetto grafico, effetto bordo. Dovrebbe venire carino. Adesso facciamo. E se devo venire qui, dai, fia a volta, piano. Tutt'altro aspetto devo dire, anche se comunque non è assolutamente finito, Però guarda, la giornata è passata così tra fotografie e rimettere a posto qualche gancetto di quelli lì, sai. Poi me ne sono avanzate ancora un casino, adesso vedrò con calma se fare anche il letto a castello qua oppure no, oppure qualcos'altro, adesso vediamo. Ma vabbè Italia, che voglia di fumare, comunque no, vabbè, non parliamo della mia voglia di fumare ovviamente, ma è arrivato l'altro piccio per purificare la casa, cioè va, roba strana che è arrivato così, cioè proprio l'hanno consegnato così, molto strano, però sto piccio qua che adesso vediamo, ce l'ha anche Marco quelle caldaie, e se Marco quelle caldaie dice che è una roba valida, e mi fido di Marco di quelle caldaie, aspetta che mi serve domani, aspetta. Sì, c'è ragione ora, anche della tua pappa. Però se te magari non andavi a rumazzare nelle immondizie, ma che cazzo di cose devono fare? Spago tutto io, faccio prima. E via, aggiungiamo altro peso al pullman. Pesa in più in 2,20, però vabbè, insomma, dai. Allora Italia, è bello massiccio, no? Esteticamente non mi piace neanche un po', però vabbè, insomma, non è...
non è un complemento d'arredo, è un purificatore d'aria. Ah, ecco, leggevo nei consigli difatti di togliergli il cellophane per fare il filtro dell'aria, Amy, quel del Ducato una volta, guarda, sì. Che roba? Va bene, dai, fa vedere, non c'è nient'altro, quindi reinseriamo il filtrasso dell'aria, rimetti il tappo, serra sulla baradam, tac, ecco là, e direi che lo proviamo. Chai pai! Chai pai! Chai pai! Non so più che cazzo pensare, sto cane. Povero cane. Nel dubbio prendo la pallina, esatto, lei nel dubbio prende la pallina. Vabbè, comunque andiamo avanti, va. No, ma basta che ste cagate qua tolgano un po' anche la puzza nell'aria che lascia il CP, che è una roba incredibile. CP, te spussi come a morte? Mamma mia, cara dal signor. Cos'è qua che ha fatto bip? Ah, il piccio. Io la passo anche tutti i giorni con l'aceto e tutto quanto, ma niente da fare, spuscia in una maniera incredibile. Allora, on off, light. Beh, le light puoi anche stuarmele. Onion, oddio, cos'è? Onion, segue, tocca leggere il manuale. E 1, 2, 3, tear off the film. Tira via il film. Boh, vabbè, Italia. Prima nutro il CP. Qua direi lo lasciamo andare tutta la notte. Ma sì, dai. Quanto vuoi che consumi sta roba? Boh, adesso vediamo. Concludendo, mamma mia che mal di testa. Vedi a smettere di fumare. Tu tieni mal di testa? Non bisogna smettere di fumare. Porca troia. Olietto dell'oliva. Mescoliamo il tutto con grande maestria. Ecco il cane, senti il cane che sta iniziando a impazzire, signor cane, il che significa, traduci che loro non sanno, nel linguaggio canino sapiens significa come sono impaziente di deliziarmi di questa delizia. Ecco qua, guarda, riso alla vacca. CP? Papediemi! Avrai! Malocchino puro! Vabbè, allora, buongiorno Italia. Come fare un vlog proprio appena alzato dal letto, è bellissimo. Ascolta, chiaro che non è una recensione, però sto strafante qua, diciamo, ha una potenza decisamente superiore all'altro, no? Quello che avevo provato. Certo, adesso siamo a velocità 2, potremmo mettere, guarda, anche la 3. Quindi senti, secondo me una bella capacità di aspirazione, no? Però per quanto riguarda gli odori, 0 di 0, cioè spuzza da cagnone uguale. Probabilmente, però credo non bisogna farlo con gli animali dentro e neanche con le persone. C'è il pulsante con scritto anion, sto qua, te vedi, sto qua, che dovrebbe essere la purificazione tramite ioni negativi. Io sinceramente non so neanche cosa sono gli ioni negativi, dovrò andare un po' a informarmi. Colazione, no, sì, cane, anche te, fare giro a fare colazione anche te, non sumiamo altre cose di prima mattina. Però vedi com'è fatta la mente umana? Passano le maialone a fare footing con i pantaloncini praticamente ascellari, no? Ok, ma ascellari intendo la parte sotto, e con tutti sti top aderenti fucsia, tutti colorati eccetera, e quello va bene, sì. Mentre se passa, no, lo metto a far footing, no, là sta a casa, è così. Però boh, non so, se sembra sì, è che non ho utilizzato il piccio agli ioni, no? Che mi faceva troppo Star Trek, ma boh, mi sembra funzioni veramente bene. Cioè, l'unica magari ciavata è il fatto che vada a 220 per magari l'inverno, hai capito? Però vabbè, dici magari ok, lo attivi quando usi il computer, che quindi hai già l'inverter attivo, hai capito? Perché non è tanto il fatto che è in 220, è il fatto che bisogna accendere l'inverter. Cioè è grandino e ha il suo peso, però giustamente la vita ci insegna che quando una roba è buona, di solito, ossia dà risultati, è grande, pesa e costa schei. E soprattutto se ha corrente, ciuccia corrente, esattamente il mio computer insegna. No, scherzi a parte, ragazzo, ti dà sì quella sensazione di aria più pulita, cioè lo senti, ok? Pur senza il discorso degli ioni, però non è un sostituto dell'aereazione, ok? Quindi adesso si spegne e si aprono i balconi per far girare l'aria, l'ossigeno, cioè questo non è che ti dà ossigeno, hai capito?
capito? Questo purifica l'aria. Ti ho detto, guardando i test, no, che erano stati fatti da un tizio che aveva degli strumenti, lui diceva certo non ti tiene il 99,7% dei batteri delle robe come dichiarato, però un 50 circa i suoi macchinari lo confermavano. Insomma, come aveva già detto Singano nell'altra puntata, 50% è meglio di zero. E niente Italia, questa bisogna dirla, questa bisogna viverla assieme. Allora, no, praticamente adesso, intanto premettiamo che questo non deve essere un canale di attualità, ma piuttosto un vlog dove ci si concentra sui comportamenti, sulle reazioni, no, del tema coronavirus, piuttosto che i dati aggiornati, tipo le nuove leggi, i numeri, eccetera, eccetera. Quindi parlando proprio di questi comportamenti e reazioni che sta avendo la popolazione, no, immaginiamoci la scena. Allora, sono andato in tabacchino per prendere altra Vinaville perché non bastava. Quindi sì, mi costa quasi più di Vinaville che di foto, tutto sto lavoro e la carta apparati, vabbè, non è quello. Allora, ci sono state delle nuove disposizioni dove è stato dato l'obbligo di entrare nei negozi, nelle attività, in questo caso ad esempio il tabacchino, massimo 4 persone, ok, va bene, e con l'obbligo della mascherina e dei guanti. Bene. Allora, dentro eravamo in 4, io ero il 4, tutti si aveva la mascherina e i guanti e uno aveva la mascherina tutta tirata giù. Cioè, adesso lasciamo perdere che tu puoi credere o no che ci siano tutti sti danni, no, che fa il coronavirus, che sia così facilmente trasmissibile. Lasciamo perdere pure che tu abbia rispetto oppure no delle altre persone, della serie, anche se si contagiano gli altri o mi contagio io, chi cazzo se ne frega, va bene, ma almeno cazzo muori da eroe, muori con dignità, cazzo, cioè non puoi andare via con la mascherina e tenerla giù, cioè o te la metti su, altrimenti non te la metti proprio, voglio dire, cazzo. Cioè come andare a fare enduro col casco tipo appoggiato in testa, vai via senza casco o piuttosto direttamente copete diretto, ma non occupate col casco a metà, perché sennò dopo quando muori, dopo ti vedono e dicono che là era proprio mona, Dio caro. Eccolo.